La marca torna a scaldare i motori. Dopo 11 anni, pronta per tornare in pista la Vittorio Veneto Cansilio, la cronoscalata automobilistica che corre un percorso di circa 6 km lungo i tornanti del comune di Fregona. Una gara alla sua 41esima edizione in programma sabato 26 e domenica 27 agosto. È una cronoscalata la 41esima, quindi a distanza di 11 anni, l'ultima si è tenuta nel 2012, quindi a distanza di 11 anni siamo di nuovo sul pezzo. Di nuovo sul pezzo, o meglio in pista, la Vittorio Veneto Cansilio, una gara che nasce nel lontano 1924, da sempre nel cuore dei trevigiani. È un marchio storico di Aci Treviso, ha una storia importante. È una gara veramente sentita, il percorso è affascinante, ci sono tutti gli elementi per poter portare avanti un'iniziativa sportiva, naturalmente non solo come Aci Treviso ma come tutto il territorio, con la collaborazione importante di tutto il territorio di Vittorio Veneto, di Fregona, con tutta l'alta marca trevigiana. Centesimi di secondo che fanno la differenza, tecnica e coraggio. Tantissimi piloti che si sfideranno tra i tornanti di Fregona per battere il record di tracciato di Denis Zardo stabilito nel 2010. Massima velocità però sempre accompagnata da massima sicurezza. Queste gare si basano sulla sicurezza. Aci Treviso ha, come dire, un obiettivo primario, è quello di garantire la sicurezza non solo a chi partecipa ma anche a chi assiste alla gara, ma anche a chi organizza. Quindi la sicurezza è fattore fondamentale per poter poi gioire delle passioni di velocità che questa gara comporta.